Con l'incornata di Lutea, il Moreschi ha macinato 3 punti contro il Beccaria all'esordio stagionale. Oggi, ancora una volta, Treccozzi e compagni daranno il benvenuto ad una new entry per la Milano Football Cup. Si tratta dell'istituto tecnico Ettore Conti. I ragazzi di mister Dagnone alla prima presenza in MFC. C'è curiosità per questo istituto che potrebbe avere tutte le carte in regola per passare il girone D. Benvenuti da Gabriele Dattoli al GS Villa Stadium. Primo pallone Moreschi, lungo, direttamente in fallo laterale. Corner per il Moreschi, cross lungo sul secondo palo dove c'è Lopane, fuori. Adesso può partire in contropiede l'Ettore Conti. Lutea sbaglia il controllo, allora può andare Scacabarrozzi. C'è Zanardini libero, Scacabarrozzi calcia tra le braccia di Yemane. Pressione di Scacabarrozzi, ma esce il Moreschi. Lancio lungo a cercare il taglio di un esterno, ma chiude momentaneamente il Conti. Poi però la palla di nuovo dentro. Bello il velo di Minola. E poi Treccozzi, alto sopra la traversa. Mette giù Minola. Vince un rimpallo. Poi ancora lotta. Buono anche il passaggio in verticale dove può essere sbloccato Miranda. Attenzione, Miranda punta il fondo. 1 contro 1, giocata, Miranda, palla dietro, Merlo, alto sopra la traversa. Adesso giro palla Ettore Conti, da un terzino all'altro, pressing di Minola, che poi insegue Grosso, fischia Dedè, tutti a rinfrescarsi, finisce 0-0 il primo tempo. Si riparte 0-0, tutto da vivere ancora. Nel frattempo prova il lancio il Conti, ma è schierata la difesa. Giovanni Ettore Conti, Quintino esce bene il pallone, ricomincia, poi subito profondità dove c'è Scacabarrozzi col destro, esterno della rete, fuori. Riesce ad impostare in questa situazione il Conti e quindi possesso Moreschi, che riparte addirittura da Romito. Stop, si addormenta Romito, gliela tocca a Carpanzano, il pallone è ancora buono per Scacabarrozzi, palo, palo, follia. Dalla bandierina, cross che attraversa tutta l'area di rigore, può mettere giù Prodomi, contro cross, deviato, Pedersoli, il pallone che rimane lì, poi si impenna, tacco, Pedersoli sul colpo di tacco di Guarnieri. Pitrelli sul punto di battuta, vediamo se crossa. Parte Pitrelli, forte, un tiro, il pallone rimane lì e poi Zanardini, è avanti l'Ettore Conti con Diego Zanardini. Pitrelli ha calciato forte verso la porta, Yemane ha lasciato lì e ne ha approfittato il numero 20. Adesso deve dare una sgasata al match il Moreschi con le mani, mischia, non si vede nulla, il pallone rimane lì, poi rumoreggia la curva per un tocco di mano e alla fine Mariani calcia deviato, Pedersoli raccoglie, però la va a rivedere il direttore di gara Dedè, che analizza il replay sulla mischia. Vediamo cosa decide. Gestualità classica e poi calcio di rigore. Calcio di rigore per il Moreschi dal dischetto arbitrio. Rincorsa, calcia forte, buca Pedersoli, pareggia il Moreschi 1-1. Arbitro con le mani per Prodomi che addomestica ma poi perde il possesso. Palla che termina fuori. E con il triplice fischio a terminare anche il match 1-1 tra Ettore Conti e Moreschi.